rapporto uomo-animale con i nostri piccoli amici pelosi a quattro zampe è inevitabile che si possa arrivare alla necessità di cure e terapie veterinarie, anche se una buona prevenzione va sempre tenuta presente quando viene fatta con alimentazione biologica, come noi consigliamo. Certamente i rischi di patologie si riducono, ma è inevitabile che si possa arrivare alla necessità del rapporto di terapie veterinarie. Quindi in questo senso, oltre alle terapie convenzionali, allopatiche tradizionali, che sono insostituibili, si può affiancare tranquillamente una terapia omeopatica e fitoterapica, soprattutto per le patologie ovviamente meno pericolose o comunque più leggere, dove si può tranquillamente avvantaggiarsi della mancanza di effetti collaterali e del reintegro in stato di salute molto veloce che gli animali dimostrano. È chiaro che in questo senso il consiglio mio è di rivolgersi, nel caso che noi decidessimo questa strada, a veterinari che abbiano ovviamente esperienza e che siano diplomati specificatamente nel settore omeopatico e fitoterapico. Natura sì,